Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Intanto le notizie di prima pagina dell'Ansa di stamani, poi chiudiamo le fila di quella chiacchierata calabrese che abbiamo sentito in parte in rassegna stampa per un solo motivo, perché dietro c'è una vera e propria ragnatela, diciamo così, di poteri, ma soprattutto di soldi pubblici. La questione ci interesserebbe poco se non fosse che riguarda la collettività dal punto di vista dell'utilizzo delle funzioni pubbliche. Qui stiamo parlando di un quotidiano che non sarebbe andato in pagina per una notizia che poi sarebbe comunque uscita fuori. Non era quello il punto in definitiva e in assoluto, ma ciò che rileva è il contesto, come si dice, la rete di relazioni e soprattutto il fatto che è al centro di questa rete un personaggio che ha sistemato praticamente tutta la famiglia, non solo la famiglia, ma ben al di là di Cettola Qualunque, come ricordava Travaglio stamani nel suo editoriale, molto al di là di Cettola Qualunque ha sistemato parenti, amici, famigli, a spese sostanzialmente della collettività. Ci arriviamo. E poi c'è anche un articolo che va letto per intero oggi, in prima pagina sul Sole 24 Ore, a firma di Claudio Gatti, l'inchiesta di Claudio Gatti sulla questione delle licenze per il gioco d'azzardo, e il Ministero dell'Economia è un rappresentante illustre del Ministero dell'Economia, un alto dirigente, strapagato peraltro, Vincenzo Fortunato, che è stato ai vertici del Ministero dell'Economia sotto tanti ministri diversi. E la questione che pone Gatti nella sua inchiesta è quella relativa al gioco d'azzardo e alle concessioni, le licenze. La rete dell'alto dirigente del Ministero dell'Economia Vincenzo Fortunato sulle concessioni. Le società concessionarie sono quelle che poi possono esercitare la loro attività nel campo del gioco, dei lotti, delle lotterie, delle slot machine, del gioco d'azzardo, e sono anche quelle famose società che avrebbero dovuto ridare alla collettività, ai cittadini contribuenti italiani, i 98 miliardi, in parte rubati fiscalmente, evasi fiscalmente, e in parte frutto della mancata applicazione di un contratto. È la vecchia storia che ogni tanto tiriamo fuori perché è irrisolta sostanzialmente, è irrisolta sotto il profilo politico, è probabilmente risolta sotto il profilo economico-finanziario, pratico, finanche giuridico probabilmente, anche se la questione non è del tutto chiusa. Abbiamo capito che la politica nel suo complesso ha fatto di tutto per evitare di incassare questa montagna di miliardi, però rimane aperta la questione sotto un profilo in senso lato politico, in senso ampio politico. Perché la politica si è comportata così? Questa è la domanda che rimane ancora in sospeso. Naturalmente noi possiamo avere parecchie idee al proposito, e sono anche idee che tutto sommato sono plausibili. Ha fatto così perché ne ha avuto il suo tornaconto, è evidente. Che tipo di tornaconto magari lo scopriremo in futuro. Intanto la prima pagina dell'Ansa di stamani si apre con i fatti di Ucraina, gli Stati Uniti e la Russia. Gli Stati Uniti hanno sospeso i legami militari con la Russia, incluse le esercitazioni e le riunioni bilaterali, dice il portavoce del Ministero della Difesa statunitense John Kirby. La sospensione è stata decisa alla luce dei recenti sviluppi in Ucraina, e anche se il Dipartimento della Difesa americana ha un interesse nelle relazioni militari con la Russia per rafforzare la trasparenza, migliorare la comprensione reciproca e ridurre i rischi, ciò nonostante gli Stati Uniti hanno sospeso appunto tutti i legami militari. Fanno sapere di rimando dal Cremlino, dalla Russia, che se gli Stati Uniti introdurranno sanzioni contro la Russia, Mosca sarà costretta a lasciare il dollaro a favore di altre valute e creare un proprio sistema di calcolo e di pagamenti. Putin ha ordinato intanto alle truppe impegnate fino a ieri in una maxi esercitazione militare nei distretti centrale e occidentale del paese, anche ai confini con l'Ucraina, di rientrare nelle loro sedi permanenti. Le manovre iniziate il 26 febbraio avevano coinvolto 150.000 uomini, 90 aerei, 120 elicotteri e oltre 1.200 mezzi di vario genere, fino a 80 navi della flotta del nord del Mar Baltico. Intanto c'è una mossa distensiva di Kiev verso Mosca. Il presidente ad interim Oleksandr Turchinov ha annunciato che non approverà la decisione del Parlamento ucraino di cancellare la legge del 2012 che consente più di una lingua ufficiale finché non ci sarà nuova legislazione in materia. L'Ucraina, scrive stamani l'agenzia ANSA, rischia di frantumarsi, la Crimea è già in mano alla Russia e la rivolta filo Mosca
dilaga in tutto l'est, dalla capitale economica del paese, Donetsk, a Odessa. Le unità militari ucraine nella penisola sono circondate da soldati di Mosca e il Ministero della Difesa di Kiev paventa addirittura un ultimatum entro le 5 del mattino, anche se il comando della flotta russa del Mar Nero smentisce come totale assurdità il timore di un assalto. Per tornare invece alle vicende italiane, secondo titolo della prima pagina dell'ANSA di questo momento, le parole del Presidente del Consiglio Renzi, ovviamente sempre su Twitter: la legge elettorale è irreversibile, ce la facciamo, la portiamo a casa e sarà una vera rivoluzione, scrive su Twitter il Premier Matteo Renzi, rispondendo al direttore di Vanity Fair. Si va diffondendo questa prassi adesso delle semi-interviste, quasi interviste via Twitter. Insomma, il Premier Matteo Renzi ha risposto così: la legge elettorale ce la facciamo, sarà una rivoluzione, su Twitter al direttore di Vanity Fair, in merito alla frenata di Forza Italia sull'Italicum legato alla riforma del Senato. Le domande sono formulate in modo che la risposta corrisponda a un celebre film. Capito come si fa comunicazione adesso? Le parole del segretario della Lega Matteo Salvini sul ministro Marianna Madia: non ha fatto una gran figura, un abbraccio a Marianna, a tutte le donne che aspettano un figlio. Nel caso delle parole di Salvini, Renzi le paragona a uomini che odiano le donne. Il rapporto tra Alfano e Berlusconi paragonabile al film Quasi Amici o a 12 anni schiavo. Renzi risponde così: questa è cattiva, direttore, diciamo quasi amici. Roma città aperta, nel senso di trasparenza e responsabilità in questa città così straordinaria. Così il Premier Renzi risponde sempre su Twitter, e col giochino che la risposta corrisponda a un celebre film, alla richiesta di riassumere la gestione della capitale in un film. La scelta era fra Prendi i soldi e scappa o Roma città aperta, e Matteo Renzi ha scelto naturalmente Roma città aperta. Viene da vergognarsi a dover leggere agenzie ANSA di questo genere, ma questo passa il convento Italia. Al direttore di Vanity Fair, che gli chiede come la grande bellezza italiana possa riemergere dietro le grandi bruttezze del paese, Renzi risponde: riscoprendo la forza di ciò che siamo, affidandoci al talento e alla creatività, siamo l'Italia, non dimentichiamolo. E meno male che questo è giovane, ha 39 anni, è nuovo. La terza notizia, il terzo titolo della prima pagina dell'ANSA, ha a che fare di nuovo con la legge elettorale, la riforma alla prova dell'Aula della Camera, diversi i nodi da sciogliere, alla Camera si cerca l'intesa. Il bersaniano deputato da Torre presenta un emendamento per abolire le norme per il Senato. Vedremo che ne uscirà fuori mano a mano, tendendo un orecchio anche nel corso della mattinata alla Camera dei Deputati, giusto appunto, dove siamo collegati, credo, con la regia, siamo collegati e in caso ci colleghiamo anche con la Camera. Intanto il 2013 è stato uno degli anni più brutti della crisi economica. Fallimenti, procedure non fallimentari e liquidazioni volontarie hanno superato tutti i record negativi. Complessivamente si contano 111.000 chiusure aziendali, ovvero il 7% in più, 7,3 rispetto al 2012. Lo affermano i dati Cerved consultati dall'ANSA, cioè i dati Cerved, vale a dire, non ho più il ritorno, regia, chiedo scusa, grazie. Dicevo, lo affermano i dati Cerved, cioè Camere di Commercio, consultati dall'ANSA. Male l'industria, crolla il nord-est. Nell'intero 2013 si è registrato un boom dei concordati preventivi, più 103% rispetto all'anno precedente, mentre per quel che riguarda i fallimenti, anche nell'ultimo trimestre del 2013 i fallimenti hanno proseguito la loro corsa con tassi a due cifre, portando il totale dell'anno oltre quota 14.000, 12% in più rispetto al precedente massimo toccato nel 2012. Secondo i dati del gruppo specializzato nell'analisi delle imprese e nella valutazione del rischio di credito, il fenomeno è in forte aumento in tutti i settori e in tutte le aree del paese e riguarda anche segmenti in cui nel 2012 si erano manifestati timidi segnali di miglioramento come l'industria e, a livello geografico, il nord-est. Nel 2013 si contano inoltre circa 3.000 procedure concorsuali non fallimentari, cioè il massimo da oltre un decennio, 53,8% in più rispetto all'anno precedente. All'origine di questo boom c'è sicuramente anche l'introduzione del concordato in bianco, che ha trovato ampio utilizzo presso le aziende italiane. La procedura
consente alle imprese di bloccare le azioni esecutive dei creditori in attesa di preparare un piano di risanamento e ha visto nell'intero 2013 più di 4.400 domande, ma nel terzo e quarto trimestre il numero di domande si è comunque fortemente ridotto, probabilmente a causa delle correzioni apportate a livello legislativo, in particolare a causa dell'introduzione della facoltà di nominare un commissario giudiziale che può controllare la condotta del debitore anche nelle fasi di preammissione al concordato in bianco. L'anno scorso inoltre è stato toccato il record negativo anche per le liquidazioni volontarie. Nel 2013 hanno chiuso l'attività volontariamente in questo modo 94.000 aziende, il 5,6% in più rispetto al 2012, con un aumento del 7% tra le vere società di capitale, cioè quelle che hanno depositato almeno un bilancio valido nel triennio precedente alla liquidazione. A livello territoriale i fallimenti mostrano una forte accelerazione in Emilia-Romagna, più 25%, Trentino Alto Adige, più 21%, Veneto, più 16%, Friuli, più 14%. Crescono a ritmi sostenuti anche i fallimenti nelle regioni del centro e del sud, i maggiori aumenti in Toscana, più 18%, e nel Lazio. Nel Mezzogiorno l'aumento registrato in Sicilia, più 27%, viene in parte attenuato dal calo delle procedure in Abruzzo e Basilicata. Nel nord-ovest i fallimenti superano quota 4.000, più 8% rispetto al 2012. Pesa soprattutto l'aumento della Lombardia, più 12% di fallimenti, mentre in Piemonte c'è un incremento molto più modesto, più 2%, fallimenti in calo in Liguria, meno 8%, e in Valle d'Aosta. Questi i dati della banca dati Cerved sul 2013, perse 111.000 aziende, in sintesi crolla il nord-est. Per la cronaca, sempre dall'Ansa di stamani, la polizia sta eseguendo alcune decine di arresti in Lombardia e in altre regioni italiane al termine di un'indagine nei confronti di presunti appartenenti all''ndrangheta operanti in Brianza, in corso anche perquisizioni e sequestri di beni immobili, mobili, società per un valore di decine di milioni di euro. L'inchiesta, condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia Milanese, l'ufficio guidato da Ilda Boccassini, ha portato all'emissione di oltre 30 ordinanze di custodia cautelare. Gli arrestati sono accusati di associazione mafiosa, riciclaggio, usura, estorsione, corruzione, esercizio abusivo del credito, intestazione fittizia di beni e società. L'organizzazione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe più volte fatto ricorso all'intimidazione e alla violenza, mentre in più occasioni sarebbe intervenuta per pacificare i dissidi sorti all'interno della stessa locale di 'ndrangheta o con altre organizzazioni criminali. I dettagli dell'operazione verranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 11 tra poco in questura a Milano. Ne sapremo qualcosa di più. Intanto il sindaco di Bari, Michele Emiliano, del PD, sarebbe il sindaco delle aree metropolitane più apprezzato nel quarto trimestre 2013 con il 60,1% di gradimento, più 0,9% secondo l'indagine trimestrale Monitor Città Aree Metropolitane dell'Istituto di Ricerca Data Media sulla soddisfazione dei cittadini sull'operato dei sindaci. Emiliano è seguito in seconda posizione da Piero Fassino, Torino, e da Giuliano Pisapia, Milano. La quarta posizione è per il sindaco di Genova, Marco Doria, 54,9% di gradimento, e poi c'è il sindaco di Bologna, Virginio Merola. È una classifica monocolore, diciamo così, quella fatta da questo istituto Monitor Città Aree Metropolitane. Mentre anche la Chiesa paga la Tasi. Questo è il problema che si pone l'ANSA. Il problema più generale è che la pagano, e ne pagheranno molta di più nella prossima IMU, non si chiama più così, ma per capirci la tassa sulla casa la pagheremo molto di più tutti noi. Questo è il punto centrale. Sono esenti dalla Tasi e anche dalla Tari i circa 25 immobili della Santa Sede contenuti nell'accordo dei patti lateranensi. Lo si legge nell'articolo 4 della bozza del decreto legge Salva Roma, nel quale non c'è altro riferimento sugli edifici della Chiesa. Nel testo, però, in possesso dell'agenzia ANSA, all'articolo successivo si stabilisce che il presupposto della Tasi è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di un immobile.
Si lascia dunque aperta la questione se la Chiesa paga la Tasi. È il problema che si pone l'ANSA, ma il problema che ci porremo noi, e molto a breve, quando bisognerà pagare, è che pagheremo molto di più. Intanto è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza il presunto autore dell'omicidio di Don Lazzaro Longobardi, il sacerdote ucciso a Cassano allo Ionio. Si tratta di un giovane romeno che è accusato di omicidio e estorsione. Il provvedimento di fermo è stato firmato dalla procura di Castrovillari al termine di un lungo interrogatorio iniziato ieri pomeriggio nella caserma dei carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro. Il giovane romeno residente a Cassano allo Ionio, secondo l'accusa, avrebbe commesso il delitto domenica sera colpendo il sacerdote con una spranga di ferro alla testa. Il giovane era stato portato in caserma nelle ore successive al delitto. I carabinieri sapevano delle preoccupazioni espresse dal sacerdote negli ultimi tempi per richieste sempre più pressanti di denaro da parte di un suo conoscente. Don Longobardi ne aveva parlato anche con i militari carabinieri senza formalizzare però una denuncia. Così, dopo il delitto, i carabinieri hanno portato in caserma per interrogarli il giovane che sarebbe stato autore delle richieste di denaro e un suo amico e connazionale. Interrogatorio che è andato avanti per ore fino a quando nel corso della notte è stato emesso il provvedimento restrittivo. Il cadavere di Don Longobardi è stato scoperto ieri mattina nel cortile della chiesa di San Giuseppe, dove il sacerdote dormiva. È emerso poi che il delitto era stato commesso la sera precedente. Per che motivo e per quale motivo i due chiedessero soldi al prete, l'ANSA non lo dice, ma con questo noi torniamo brevemente a questo punto al colloquio, diciamo così, fra l'ex presidente della Confindustria Calabra, attualmente presidente della finanziaria regionale della Calabria Fincalabra, Umberto De Rose, che è anche lo stampatore del giornale L'Ora della Calabria, il colloquio del presidente di Fincalabra De Rose con l'editore del giornale medesimo in relazione alla vicenda Gentile che ci interessa per il contorno, diciamo, che emerge e per il fatto che questo contorno è lautamente foraggiato da incarichi remunerati con il soldo pubblico, cioè col soldo della collettività. Pubblicità e poi vediamo il resto della telefonata con traduzione. Naturalmente ci sono i sottotitoli perché altrimenti sarebbe stato impossibile capire la lingua. Non lo dico in senso di derisione, perché tutte le lingue hanno la loro fantastica dignità. In ogni caso Umberto De Rose si esprime in lingua calabrese, mentre Alfredo Citrigno, l'editore, in italiano. L'editore dell'Ora della Calabria, che sarebbe il quotidiano censurato su pressione di quello che ormai è l'ex sottosegretario. Poi a corredo di tutto ci sono due articoli che cercano di fare il punto sul Fatto Quotidiano di Andrea Fierro su chi è e che cosa significa il cinghiale ferito, perché a un certo punto il presidente della Fincalabra chiede all'editore del giornale di non pubblicare la notizia del fatto che il figlio del senatore Gentile è sotto inchiesta per comodità, perché altrimenti poi avrai qualche problema in più, perché magari ti ammazzano, diciamo in senso più o meno metaforico. Eravamo arrivati lì con la chiacchierata, quindi non pubblicarlo, che ne avrai una cosa, ti conviene insomma non pubblicarlo, non lo pubblicano neanche gli altri giornali e via dicendo, perché altrimenti poi il cinghiale ferito fa danni. Il cinghiale ferito sarebbe il senatore Gentile, per qualche ora sottosegretario, si è già dimesso. Sulle conseguenze però della dimissione ci ragiona Enrico Fierro sul Fatto Quotidiano e in un altro articolo sull'informazione in Calabria, un sistema infetto, mercato asfittico, giornalisti sfruttati, editori ai quali importa soltanto dei rapporti con la politica e anche con altri poteri, a dire la verità, molto più pervasivi e molto più in grado di controllare il territorio calabrese e non solo. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex, conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda.
Lei, sempre solo lei. Ma come fa? Invitano tutti lei a ballare. Secondo me si è fatto un lifting. No, dici? Secondo me ho cambiato pettinatura. Niente lifting, niente cambi di pettinatura. Il vero fascino risiede in un sorriso, il sorriso di Pentadent. Gli ambulatori Pentadent sono accreditati con il Servizio Sanitario Regionale con tariffe contenute e prestazioni di qualità. E per i più piccoli molte cure sono gratuite. Siamo a Milano, Sesto, Monza, Paderno, Novate, Cusano e Giussano. Per info 800 700 860. L'olio più buono non si scorda mai. E neanche una fantastica promozione. Quella dell'olio Acerbis. Oggi l'olio Acerbis ti fa un'offerta unica e ripetibile. Al costo di 75 euro anziché 113 euro riceverai direttamente a casa, compreso il trasporto, 6 bottiglie del miglior olio extravergine, una padella della Ballarini in pietra ollare e una tovaglia di fine cotone bergamasco. Cosa aspetti allora? Approfitta subito di questa imperdibile offerta. Chiama ora lo 030 68 40 408. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania. Viene Radio Padania, Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, sentiamo il resto della telefonata fra Umberto De Rose, presidente Fincalabra, stampatore del giornale, ex presidente di Confindustria, stampatore del giornale L'Ora della Calabria, il giornale censurato, e l'editore Alfredo Citrigno. Non dico che vanno a dare gente ci dice facci tenendo a Citrigno, ma sicuramente vanno a dare gente ci facci terminare a ammazzare con il a Citrigno. Cioè, secondo me è una cosa che più con me è la pena. Traduzione, si crea un clima di distensione, dice De Rose, presidente pur sempre della finanziaria regionale della regione Calabria Fincalabra e stampatore del giornale, all'editore del quotidiano L'Ora della Calabria, Alfredo Citrigno, che è il suo interlocutore. Non pubblichi la notizia, si crea un clima di distensione, così non dico che vanno dalla gente a dirgli non gli fate niente a Citrigno, l'editore, ma sicuramente non vanno dalla gente a dirgli fate ancora a menare per ammazzare ancora di più a Citrigno. Cioè, secondo me è una cosa che a te non ti conviene alla fine. Ma tu dici al tribunale? E l'editore dice, ma mi vogliono ammazzare questi in tribunale? E quell'altro risponde, no, dovunque, Alfredo, dovunque. Al tribunale per dire, io dico dovunque, comunque questi un minimo di, tu lo sai meglio di me, un minimo di rapporti, di cose, li hanno pure loro. No, dovunque, dovunque, al tribunale, per dire, io dico comunque ci sia un minimo di tu lo sai meglio di me, un minimo comunque di rapporti, di cose che hanno provato, perché cazzo di senso tela, mo. Hanno chiesto un piacere, si sono assoggettati, ti hanno chiamato, cioè, secondo me... Che cazzo di senso tiene, mo, dice ancora il presidente della Fincalabra, nonché stampatore del quotidiano, all'editore del quotidiano medesimo? Ti hanno chiesto un piacere, si sono assoggettati, ti hanno chiamato, cioè secondo me, sinceramente... Io, sinceramente, ma già la possibilità di dire, noi abbiamo cercato la pace, tu la voluta, ma la fa molto freddo. Non lo so, che cazzo è? Io non ti ho pagato per... Dunque, brevissimamente, dice l'editore, o meglio, il presidente di Fincalabra e stampatore, non gliela darei la possibilità, inteso a quelli del clan Gentile, non gliela darei, Gentile sottosegretario, è pur sempre arrivato a essere sottosegretario, nominato dal governo del nuovo che avanza, Matteo Renzi, e la non pubblicazione di questo articolo in questa chiacchierata era finalizzata anche a facilitare l'ascesa di Gentile, o meglio a non creargli un problema, perché si sapeva che doveva essere nominato sottosegretario e quindi era meglio non pubblicare la notizia, in sintesi, in quei giorni lì. Poi dopo 2 o 3 giorni lo puoi anche fare e via dicendo. O comunque contratti, perché loro ti fanno un favore, ti chiedono di non pubblicare, tu glielo fai,
Dopodiché c'hai anche qualche carta da spendere, se no altrimenti quelli ti fanno ammazzare ovunque, non in tribunale soltanto, perché hanno anche agganci di altro genere. E io non gli darei la possibilità di dire: lo vedi, noi abbiamo cercato la pace, tu non l'hai voluta, mo vaffanculo, ti freghi. Non lo so, dice De Rose. Poi Alfredo Citrigno, l'editore, vedi tu, che cazzo ti devo dire? Abbiamo cercato la pace, tu la voluta, mo vaffanculo, ti freghi. Non lo so, che cazzo è? Io non ti ho pagato per cose mie, ti hai mai chiamato per una cosa mia? Quando mi hai detto purtroppo l'hanno voluto pubblicare, che se no che Chizzolente non attacca, va ancora, tu e Chizzolente pubblicare, penso me ne frega a me. Qui il presidente della Fincalabra, nonché stampatore, nonché presidente di Confindustria Calabria in passato, dice: io ti ho chiamato, all'editore, dice: io ti ho chiamato mai per le cose mie, non ti ho mai chiamato, tu hai sempre pubblicato quello che hai voluto, non ti ho mai chiesto favori, adesso gli sto chiedendo favori per conto di quegli altri, del clan Gentile, del senatore Gentile. Ma in questo caso significa aprire una guerra, dare vastura ad una guerra che non so se tu ti comandate io. In questo caso, dice lui, io favori non te ne ho mai chiesti, dice, eppure ero presidente di Confindustria Calabria, insomma ero e sono presidente della Fincalabra, società finanziaria della regione. Non ti ho mai chiesto favori, ma in questo caso, clan Gentile, senatore Gentile per 24 ore sottosegretario, significa aprire una guerra, dare la stura a una guerra, che non so a che punto ti conviene a te. Sinceramente in questo momento io proprio non riesco a capire. Sinceramente in questo momento io proprio non riesco a capire. Vi state incaponendo, secondo me, su una cosa che secondo me, se rifletti con calma, tenendo conto che è una follia. Vi state incaponendo su una cosa che secondo me, se rifletti con calma, dice il presidente della Fincalabra all'editore del quotidiano, ti rendi conto che è una follia. Se ti dico che io non è che sto pensando che domani questo ti diventa amico. Beh. Quindi dico che io non è che stai pensando che domani questo ti diventa amico e ti va a accendere di fermate e bloccate tutto un presidente cittadino. Ma sicuramente si fa questo, lui è nell'obbligo morale, civile, umano, un bugiardo di nato faceteci male a cittadini. Allora, se tu praticamente gli fai sto favore al clan Gentile, va dalla gente e dice, non è che va dalla gente e dice fermatevi, bloccate tutto, non fate niente a Citrigno, ma sicuramente se fai questo gli viene l'obbligo morale, civile e umano, non può andare da un altro a dire fategli del male a Citrigno. Che lo metti con le spalle al muro. Cioè lo metti con le spalle al muro, dice De Rose. Tu nel momento in cui lui sbaglia e dice qualche cosa, ci sarò io che gli dirò: caro Tonino, siccome a lui ti ha dato dimostrazione di apertura, cioè non ha pubblicato la notizia. Tu nel momento in cui sbaglia e dice una cosa, io te lo dirò: caro Tonino, siccome che io ti ho dato dimostrazione di apertura e tu hai continuato a fare figlio di puttana, non mi regala la minchia che se non merda, punto. Siccome lui ti ha dato dimostrazione di apertura non pubblicando la notizia, gli dirò io, assicura De Rose, il presidente della Fincalabra, e tu hai continuato a fare il figlio di puttana, non mi devi caccare la minchia che sei una merda, punto. Cioè, in poche parole, dice De Rose, se tu adesso gli fai sto favore, dopo gli puoi anche, come dire, alzare la voce, puoi anche dirgli a sto punto, adesso non ripetiamo le espressioni, però il concetto è chiaro, no? Non puoi rompere le scatole più di tanto. Però secondo me, guarda, io ti giuro, anche perché a questo punto lui sa che io so, abbiamo parlato, eccetera. Però secondo me, guarda, io ti giuro, anche perché a questo punto lui sa che lo sa, ci abbiamo parlato, eccetera. Secondo me è una cosa che dici, minchia, allora me lo hai voluto fare a sfregio, cioè non dico ti ha chiamato Andrea, il figlio del senatore Gentile, lascia fottere. Te lo dice Umberto, che comunque avete rapporti ormai latenti e loro li sanno. Cioè, in poche parole, se tu gli fai questo favore adesso, poi hai qualche carta da spendere in futuro. Non è una cosa di minchia, allora mi ha voluto fare spregio. Cioè, tu non ti contai, ti hai chiamato a gente, passa tutto. Tu dici Umberto che comunque avete rapporti ormai da tempo e loro li sanno. E se si dice, allora non ha voluto fare spregio a forza. Allora me l'hai voluto fare a sfregio per forza, perché io ti ho fatto il favore, tu non mi puoi sfregiare. E così risponde poi adesso l'editore. No, guarda, non è che domani esce una cosa inventata.
No, quale sfregio, dice l'editore, non è che domani esce una cosa inventata, lo sfregio è un altro modus tipico di operare. Te lo consigli, tu Alessandro, te lo consigli il numero che da 20 anni più di te. Alfred, dice quell'altro ancora, Umberto De Rose, il presidente della Fincalabra, nonché stampatore del giornale. Devi sentire un consiglio, tu dovresti sentire un consiglio di un uomo che ha 20 anni più di te. Mi sta sentendo? Mi stai a ascoltare oppure no? Stammi a sentire che non te ne viene a male. Non te ne viene a male, Alfred. Stai a sentire a me. Non te ne viene a male. Sicuramente non te ne viene a male, perché se non l'avesse capito lo dice 5 volte, non te ne viene a male. Stammi a sentire che non te ne viene a male. Non te ne viene a male, Alfred. Cazzo no, ma tu te ne viene a male. Sicuramente te ne viene a male. E io sono convinto, al contrario, con la notizia, se tu sei l'unico che invece ti deve andare male. E io sono convinto, al contrario, dice lo stampatore del giornale L'Ora della Calabria, all'editore del medesimo giornale Alfredo Citrigno, lo stampatore Umberto De Rose, ripeto, presidente della Fincalabra, attualmente presidente della Fincalabra, cioè nominato dalla Regione Calabria, dal presidente Scopelliti, dalla giunta Scopelliti, presidente della finanziaria della Regione Calabria, come la Fin Lombarda, l'equivalente è la Fincalabra, finanziaria della Regione Calabria. Io sono convinto al contrario che se pubblichi la notizia, dice il presidente della Fincalabra, tu sei l'unico che invece te ne viene a male. E allora io ti dico, ma per una notizia faccio finta pure che questo giornale vende 500 copie in più domani per questa notizia, ma cosa te ne frega? Fagli, sto a favore al clan Gentile, perché ascolta a me che non te ne viene a male se ascolti a me. Ascolta a me che non te ne viene a male, glielo ripete 5 volte. Al contrario, pubblicando la notizia, tu sei l'unico che invece te ne viene a male. Allora io ti dico, per la notizia, faccio finta pure che a questo giornale vengono 500 copie in più domani per questa notizia, 500 euro. Ma... Allora, mettiamo pure che tu vendi 500 copie in più per sta notizia, 500 euro. Ma vale la pena di farti un nemico che poi ferito come un cinghiale a morte? Tu sai come fa un cinghiale quando è ferito? Poi colpisce per ammazzare. Ma che cazzo di senso tiene, dice il presidente della Fincalabra, all'editore del quotidiano L'Ora della Calabria? Ma bene, ti fa un nemico che è ferito come un cinghiale a morte, tu sai come è un cinghiale quando è ferito, poi mi dai ad ammazzare. Cioè, che cazzo di senso tiene? Vabbè, ma a me non è che mi interessa vendere 100 copie in più, 500 copie in più, dando... Bravo. Allora, siccome stiamo ragionando di un fatto, diciamo, che è un modo come aprire un ragionamento. Ok, tu... Allora, questo dice, l'editore dice, vabbè, ma a me non è che mi interessa vendere 100 copie in più, 500 copie in più, dando... E quell'altro subito, bravo, hai capito, stai cominciando a capire. Allora, siccome stiamo ragionando di un fatto, diciamo che è un modo come aprire un ragionamento, cioè se tu non pubblichi è un modo, se vai incontro ai desideri del clan Gentile, è un modo come aprire un ragionamento, ok? Aprire un ragionamento. Ok, tu a questo punto, siccome non è che è una cosa privata fra te e loro, a questo punto, siccome ci aiuti in mezzo pure io a un certo punto divento come se fosse, tra virgolette, un garante dell'obbligo che loro tengono nei confronti tuoi. Allora, tu a questo punto, dice ancora il presidente della Fincalabra e stampatore del giornale all'editore del giornale L'Ora della Calabria, Alfredo Citrigno, tu a questo punto, siccome non è che è una cosa privata fra te e loro, a questo punto, siccome ci sono finito in mezzo pure io a un certo punto divento come se fossi, tra virgolette, un garante di un obbligo che loro tengono nei confronti tuoi. Cioè, voglio dire, in poche parole, tu gli fai sto favore, poi loro hanno un obbligo e io sono il garante, garantisco io. Secondo me è una giudia. Guarda, credi perché io non so se l'apparato occupato, cioè... Attenzione, qui dice ancora il presidente della Fincalabra, secondo me tu stai facendo una stupidata a pubblicare sta cosa, Alfred. Guarda, credimi, io non so se ne hai parlato con tuo padre. Il padre di Citrigno, l'editore,
che è il destinatario della chiacchierata del presidente della Fincalabra che stiamo sentendo, è il costruttore delle ville, tra le quali anche le ville della famiglia Gentile, del clan Gentile, perché le cose sono complicate, intrecciate, diciamo così. Il papà dell'editore, che sembrerebbe subire la pressione, è anche un costruttore edile che ha costruito le ville del clan Gentile, che esercita la pressione sul giornale di cui il figlio del costruttore è l'editore, ed è il destinatario della chiacchierata in calabrese che stiamo traducendo adesso da parte del presidente della Fincalabra, cioè la finanziaria della regione Calabria. Secondo me è una stupidata, Alfred, guarda, credimi, non lo so. Io non so se ne hai parlato con tuo padre, che magari tuo padre ti fa ragionare, ma io, se ne hai parlato con tuo padre e tuo padre ti ha detto vai avanti, secondo me è un periodo che siete sbroccati tutti e due, nel senso buono della parola. Cioè, se anche tuo padre ti ha detto vai avanti e pubblica sta notizia e non fare un favore al clan Gentile, se anche tuo padre ti ha consigliato di non fare un favore al clan Gentile, significa che siete sbroccati tutti e due, nel senso buono della parola. No, se la parola con padre, te padre ti ha detto vai avanti, secondo me è un periodo che siete sbroccati tutti e due, nel senso buono della parola. No, Io te l'ho detto. Io te l'ho detto che papà non c'entra niente. Papà dell'editore, è appunto il costruttore di ville, tra le quali quelle del clan Gentile. Allora, a tia, alla famiglia tua, al giornale, alle tue attività, avere un nemico in più o un nemico ancora più incarognito da tuoi, secondo me non conviene. Bravo, dice il presidente della Fincalabra, De Rose, stampatore del giornale all'editore del giornale. Allora a te, alla famiglia tua, al giornale, alle tue attività, avere un nemico in più o un nemico ancor più incarognito nei tuoi confronti, secondo me non conviene. Perché tu pensi che loro allora possono essere influenti negativamente o positivamente su queste cose? Non può essere negativamente o positivamente. Io penso solamente che comunque non è micchiccio. O no? Se domani mattina capita, no? Che esce fuori un ragionamento. Allora, loro non è che possono essere negativamente, positivamente. Io penso solamente che comunque è un nemico in più, o no? Se domani mattina capita, no, che esce fuori un ragionamento e dicono dovrei fare, dico per dire, diamo la pubblicità ai giornali. Sicuramente se ci sarà una guerra, a te chi te la farà? Dico per dire una cazzata, la più banale, la pubblicità. Dico per dire, diamo la pubblicità ai giornali. Sicuramente che se va una guerra a te te la farà. Dico che c'è una cazzata più banale. Vabbè, questo l'ho già fatto che l'altra volta quando hanno fatto. No, perché? Bravo, ma io ti sto dicendo per dire. Vabbè, no. Scusami, eravate in una condizione. La pubblicità è il me, non lo sa benissimo. Allora, io ti sto dicendo, ma io ti sto dicendo la banalità più banale, ti sto dicendo, no? Allora io sto dicendo la banalità più stupida. Comunque, se lo vedo influenzate. Allora io ti sto dicendo la banalità più stupida, la pubblicità. Però questi un minimo di influenza la tengono. Specialmente se ci si muovono. Specialmente se questi ora vanno, sfornano il governo. Questo si parla che va sottosegretario alla giustizia, poi è andato alle infrastrutture con Lupi, ma poco cambia. Insomma, attenzione, perché questo qui, Gentile, va sottosegretario alla giustizia. E quindi, ma che cazzo te lo fa fare? Dice Umberto De Rose, il presidente della Fincalabra, all'editore del giornale. Io non l'ho capito veramente. Sformano governo. Chi si parla che va sottosegretario alla giustizia? Cioè, ma che cazzo te la fa fare? Io non ho capito, io ti stanno fissando come ti sei fissato tanto con Confindustria Calabria. Ti stai fissando come ti sei fissato, dice De Rose, quella volta con Confindustria Calabria, dice all'editore Citrigno. Peraltro di Confindustria Calabria lo stesso parlante, De Rose, quello che stiamo traducendo, è stato il presidente. Un'altra porcheria, dice l'editore. E va avanti il De Rose. Sentimi, in questo momento tu devi stemperare, Alfred. Devi stemperare in questo momento. Devi avere meno nemici possibile. No, altra porcheria. Stempera in questo momento, tu ristemperare in questo momento. Tu hai meno nemici possibili. Non dico più amici possibili. Non dico più amici possibile, perché gli amici non si conquistano. Gli amici sono amici. Gli amici sono amici. Tante letture, una ovvia, banale, e su questo non si discute, gli amici sono amici.
ma anche il fatto che gli amici non si conquistano, perché, come dire, o siete affiliati, diciamo, in partenza, o gli amici non si conquistano. O sono amici o non ci sono, ma devi avere meno nemici possibili, Alfredo, per tante cose, in tante direzioni, in tante cose. Gli amici non si conquistano, gli amici sono amici, o ci sono amici o non ci sono. Ma avere meno nemici possibile, ma per tante cose, in tante direzioni, in tante cose. Ma cioè, tempo fa, 20 anni fa, non mi si fa, hai chiamato a fare, ci detto Piero, un po' che un pizzolino sta facendo una bucatana, dice ma se come ci chiama? Tu mi chiami la tua che si figli di buttare hanno bucato. Allora, tempo fa, dice ancora il presidente della Fincalabra, nonché stampatore del giornale, all'editore del giornale L'Ora della Calabria, Citrigno, un mese fa ho chiamato a tuo padre costruttore anche delle ville del clan Gentile. Gli ho detto, vedi quello che Chizzoniti, un altro soggetto, sta facendo, non la pubblicare quella notizia. Gli ho detto, mi ha detto, sì che ora li chiamo al giornale. Poi mi ha chiamato e mi ha detto, ma vedi che questi figli di puttana l'hanno pubblicata lo stesso. Pubblicata, perché c'era ancora Sansonetti, ma non mi ricordo, Sansonetti, c'era ancora Sansonetti, Piero Sansonetti, ex quotidiano L'Unità, caporedattore dell'Unità e giornalista molto noto, anche televisivamente ospite un sacco di volte. Piero Sansonetti è stato direttore dell'Ora della Calabria. C'era ancora Sansonetti, non mi ricordo. E Sansonetti dice, ma come faccio a non pubblicarla? Mi dice che se no Chizzoniti poi ci attacca, pure buono per te. Va bene, pubblicala, non me ne frega niente. Ma pubblicare si dice, che se no Chizzoniti poi attacca. E è più gruppettino, ma buono pubblicare, non me ne frega niente. Ma in questo caso, una notizia che non esce dalla procura, un'informazione diciamo riservata, ma chi cazzo te lo fa fare di pubblicarla? Gli altri mica la pubblicano. Una notizia come la di procura è un'informazione diciamo riservata, chi cazzo te la fa fare? L'altro non la adunano. Cioè ci non proprio la palla, non ci vedi. Cioè gli dai proprio la palla al clan Gentile, tra i piedi che vaffanculo se mi capiti ti faccio pezzi. Cioè gli dici al clan Gentile, gli dai la palla tra i piedi per poterti colpire in futuro, farti pezzi, una specie di idiomatica calabrese per dire ti faccio fare una brutta fine. Che ti va a fare un culo se ti capita, mi capita se ti pezzi. Comunque, beh, cazzo vuoi dire? Una situazione, guarda, dove non mi ci sarei voluto mai trovare, perché chi me la fa fare a me trovare. Bravo, allora, l'editore dice non mi ci sarei mai voluto trovare in questa situazione, chi me lo fa fare a me, e quell'altro coglie subito la palla al balzo. Bravo Alfredo, sta cominciando a capire. Tu ora per recuperare chiami a Regolo, il direttore, e gli dici, oh il re Regolo, fammi il piacere perché ho avuto delle pressioni da persone molto influenti che possono essere utili anche al giornale, fermiamo sta cosa, per oggi fermiamola. Chiama a Regolo, ci chiede, fammi un piacere perché ho avuto delle pressioni da persone molto influenti che possono essere utili anche al giornale, fermiamo questa cosa, più noi fermiamola. Domani con calma ne parliamo, la analizziamo tutti quanti insieme e vediamo che mi fa. Domani con calma gli dici al direttore Regolo, ne parliamo, la analizziamo tutti quanti insieme e vediamo cosa dobbiamo fare. Senti il consiglio mio, Alfredo, dice ancora De Rose all'editore Citrigno. Gli chiamiamo, lo chiamo il direttore, gli do il segnale e gli dico guarda che hanno soprasseduto la notizia, cioè non chiamo il direttore, chiamo il clan Gentile, chiamo Gentile e gli dico guarda, ok, abbiamo risolto, hanno soprasseduto la notizia, non pubblica. Senti un consiglio mio, ci chiamiamo, ci do un segnale, ci dico guarda che hanno soprasseduto la notizia e secondo me pone le basi per un discorso che comunque in futuro comunque non ti è sicuramente dannoso. Non ti dico mai utile, ma dico sicuramente non ti è dannoso. Ecco, se tu ti comporti così, dice De Rose, il presidente della Fincalabra, poni le basi per un discorso comunque in futuro, comunque non ti è sicuramente dannoso. Non ti dico utile, va, ti dico sicuramente non ti è dannoso. Non ti dico mai utile, va, dico sicuramente non ti è dannoso. Nell'altra condizione, dopo che l'abbiamo chiamata, abbiamo fatto chiamare, io sono convinto che tu non mica ancora c'ho guerrito, si diceva in giro come ho detto, ma picchiare fai così.
Nell'altra condizione, invece, se tu pubblichi, dopo che l'abbiamo chiamato, che l'abbiamo fatto chiamare, e tu pubblichi lo stesso, io sono convinto che ti ritrovi ad avere un nemico ancora più agguerrito, se gli dici come hai detto come hai detto adesso. Ma perché devi arrivare a una cosa di questa, Alfred? Di chi sa? Ma davvero volete buttare all'aria tutto quello che cazzo avete fatto una vita? Ma davvero volete buttare all'aria tutto quello che cazzo avete fatto una vita? Io non lo so, guarda, io mi sto meravigliando, Alfred, dice il presidente della Fincalabra, stampatore, all'editore del giornale L'Ora della Calabria Citrigno. Io non lo so, guarda, io mi sto meravigliando, guarda. Mi sto meravigliando, ti dico la verità, perché io capisco che ognuno di noi porta... Ti devo dire la verità, perché io capisco che ognuno di noi porta delle ferite, dei rancori, pure io con tanta gente ho rancore. Pure io, quando con tanta gente ho rancore ci dice. Però poi a un certo punto del discorso... Però poi a un certo punto del discorso, quando mi rendo conto che a fare la guerra con la gente non mi ferma, che cazzo faccio? Mi rendo conto che a fare la guerra con la gente non mi ferma, che cazzo faccio? Stai a sentire tuo fratello, che io consigli a caso non te ne do. Ne ho interessi che deve entrarmi qualcosa in tasca a me, che a me non mi entra un cazzo. Consiglia al capocchio di noi. Metti gli interessi che avete dato quella cosa della sacchetta a me, che a me non mi un cazzo. Cioè, fatta questa premessa. Io ti dico, siccome questa per la prima volta... Io ti dico, siccome questa è per la prima volta, sono loro che te lo stanno chiedendo, e te lo stanno chiedendo direttamente e per mio tramite, a questo punto del discorso li metti in una condizione che moralmente sono obbligati nei confronti tuoi. Cioè, porca malora, ragazzino, quarantenne editore Citrigno, svegliati un attimo, te lo chiedono loro, tu dici di sì e ti metti in tasca un bonus per il futuro, no? Loro che te lo stanno chiedendo, e te lo stanno chiedendo direttamente per il mio tramite. A secondo i discorsi vendete una condizione che moralmente sono obbligati a un compromettore. Sono moralmente obbligati. Sono moralmente obbligati se tu dici di sì adesso a loro che ti chiedono di non pubblicare, non pubblichi, ti metti in mano sto bonus e loro sono moralmente obbligati, punto. E io domani, se dovesse succedere, sono il primo a testimoniare che sono stati, nonostante erano moralmente obbligati, si sono comportati male nei confronti tuoi, punto. Punto. E io, domani, se dovessi succedere, sono il primo a testimoniare che sono state, nonostante erano moralmente obbligati, si comportano male nei confronti tuoi. Punto. Comunque è un guadagno che ha fatto. Comunque è un guadagno che hai fatto, no? Che non ci vuole capirla, dice De Rose all'editore dell'Ora della Calabria. Cosa ci vuole capirla? Te gli dici di sì, fai sto favore, non pubblichi, e loro sono obbligati, e hai fatto un guadagno. È un guadagno che hai fatto. Comunque chiama a sto cazzo, cioè al direttore Regolo, e bloccalo, Alfred. Stai a sentire tuo fratello, cioè fratello sarebbe lui, il linguaggio è un po' quello lì, insomma. Fratello, compare e via dicendo. Se stai a sentire tuo fratello, cioè lui stesso, De Rose, che sta consigliando che io non ci perdevo mezz'ora di tempo al telefono, Alfred. Non dobbiamo stare neanche a discutere di questa cosa. E falla sta cosa e basta. Non dobbiamo perderci mezz'ora di tempo al telefono. Comunque, chiama su cazzo e blocca, Alfred. Stai sempre a fretta che non ci perdiamo mezz'ora di tempo al telefono. Chiamalo e gli dici la notizia la diamo dopodomani, diretto, non è che noi non la diamo dopodomani, la voglio approfondire, voglio essere sicuro, eccetera eccetera. Nel frattempo naturalmente sarebbe stata imboscata. Cammello, hanno dato la notizia, la diamo dopodomani, diretto, non è che non la diamo dopodomani, la voglio approfondire, voglio essere sicuro, eccetera eccetera, perché voglio essere sicuro, voglio approfondire. Tu dici al direttore non è che non la diamo dopodomani, ma prima devo approfondire, essere sicuro, perché qua ho ricevuto pressioni da persone che sono molto vicine al giornale, che ci stanno dando una mano pure al giornale. Non posso mettere a rischio il giornale, i dipendenti e tutto per un prurito di culo, cioè praticamente per la notizia da pubblicare. Avere una notizia e pubblicarla diventa in questo caso un prurito di culo, una cosa diciamo così un po' fastidiosa ma anche minima. Non è che posso mettere a rischio il giornale e i dipendenti per questa cosa qui. Ho ricevuto pressione da persone
che sono molto vicino al giornale, che si stanno dando la mano per il giornale, un puzzo mentre resti un giornale dipendente e tutto per le chiudi di culo. Vabbè, dice l'editore, ti chiamo tra poco. E l'altro, il presidente della Fincalabra e stampatore del quotidiano: chiamami, fammi sapere che questi sicuramente stanno aspettando il clan Gentile, che peraltro è stato nominato da Renzi sottosegretario, sarà durato 24 ore, ma è stato nominato sottosegretario. Questi sicuramente stanno aspettando che li chiamo. Non mi fare aspettare un'altra botta di mezz'ora, Alfred. Stiamo fra poco. Chiamami, fammi sapere che questi sicuramente stanno aspettando che li chiamo. O mi fa aspettare un'altra botta di mezz'ora, no. Ciao. Ciao. Così parlavano Umberto De Rose, presidente Fincalabra, e Alfredo Citrigno, editore dell'Ora della Calabria, in relazione all'articolo da pubblicare o meno in questi termini qua che abbiamo sentito. Due commenti veloci, o meglio, due articoli citiamo adesso rapidamente per chiudere il discorso. Chiedo scusa, sono due i pezzi pubblicati oggi sul Fatto Quotidiano a contorno di questa vicenda. Tonino Gentile lascia, il cinghiale se ne va, il cinghiale per il quale interveniva Umberto De Rose, come abbiamo sentito, sul direttore del quotidiano L'Ora della Calabria, non sarà sottosegretario del governo Renzi Alfano, lo hanno mascariato, ha detto lui, cioè in pratica mi hanno accusato ingiustamente, sono innocente, non sono mai stato indagato, ha detto Gentile, ma aveva ragione il fedelissimo stampatore Umberto De Rose, l'uomo della telefonata all'accetto la qualunque all'editore dell'Ora della Calabria, scrive oggi Enrico Fierro, è la telefonata che abbiamo appena sentito. Il cinghiale ferito può uccidere, perché ora Tonino Gentile, fatto dimettere da sottosegretario, annuncia di voler tornare nella sua Calabria, che mai ha abbandonato e mai lo farà, perché quello è il suo regno. Lì, da anni, la sua estesissima famiglia rastrella voti. Voti per lui al Senato, per il fratello Pino alla Regione, per la figlia Katia al comune di Cosenza. Sono state ore difficili per il senatore, che nel 94 fu folgorato sulla via di Arcore, ex socialista, ora azionista di maggioranza del nuovo centrodestra di Alfano. Le paginate di giornali, i direttori dei maggiori quotidiani italiani schierati, le pressioni di una parte del PD, finanche del PD calabrese, sempre morbido di solito, sempre consociativo, sempre attento a non apparire troppo contro, i mal di pancia nel suo stesso schieramento. E poi la svolta, altro che tragicomica, come il cinghiale ha scritto in una nota, perché ora c'è un fascicolo alla Procura di Cosenza con accuse molto gravi, violenza privata, è l'accusa principale, e nel tritacarne è finito il suo amico Umberto De Rose, quello che abbiamo sentito parlare in calabrese nella telefonata di prima all'editore Citrigno. Umberto De Rose è lo stampatore delle rotative che hanno il difetto di rompersi ogni volta che c'è una notizia sgradevole da pubblicare. Lascio per il bene dell'Italia, ha scritto il senatore Gentile. In una lettera a Renzi, a Alfano e a Napolitano, Tonino Gentile per un giorno ha vestito i panni del patriota, ma annuncia battaglia contro chi ha mascariato, cioè ha offeso in modo indegno la mia persona, nonostante fossi immune da qualsiasi addebito di natura giudiziaria, ha detto Gentile. Ciò che avevo da dire sui mandanti e sugli ascari che hanno ordito questa tragicomica vicenda l'ho espresso a chiare lettere. Il paese di Cesare Beccaria è tornato nel medievalismo più opaco, fatto di congetture astruse e di mera cattiveria. Così il senatore Gentile. C'è un segmento dell'Italia, ha scritto ancora il senatore in questa lettera a Renzi, Alfano e Napolitano, che preferisce vivere di slogan e di sentimenti truci, sfruttando la disperazione di tanta gente al solo scopo di uccidere la politica. La verità è che hanno usato il mio nome per colpire il presidente Renzi. Così Tonino Gentile. Intanto nella redazione dell'Ora della Calabria si brinda, Gentile si dimette, notizia straordinaria, è come se qui in Calabria fosse iniziata una sorta di primavera araba. Questo è un motivo di speranza per quei calabresi onesti che ci sono stati vicini. È la vittoria della redazione che lavora in condizioni difficilissime. Intanto però a Cosenza e dintorni è guerra. Giuseppe Scopelliti, governatore della Calabria, che con la sua truppa di senatori e deputati calabresi ha il pacchetto di maggioranza del nuovo centrodestra di Alfano, ma anche del governo Renzi,
Ha tentato fino all'ultimo di evitare lo strappo, non c'è riuscito ed è toccato proprio a lui, a Scopelliti, portare la triste notizia all'uomo Gentile che con i suoi voti lo ha accompagnato allo scranno più alto della politica regionale, la presidenza della regione. Sulle prime Tonino il cinghiale ha resistito, ha minacciato fuoco e fiamme e finanche di tornare armi, bagagli e voti alla corte di Berlusconi. Poi ha capito, ma ora vuole carta bianca sulla Calabria, soprattutto per regolare conti interni al nuovo centrodestra. Il senatore Gentile non ha gradito la freddezza di Renzi, che si è limitato a definire generoso il suo gesto, ma soprattutto non sono piaciute al senatore Gentile alcune prese di posizione di parlamentari del partito di Alfano, tutti pronti a chiacchiere ad esprimere solidarietà, ma poi sotto traccia manovravano per prendere il posto di Gentile. I colpevoli, la giovane onorevole Rosanna Scopelliti, il suo fidanzato mandava messaggini su Twitter per sponsorizzarne la candidatura, e poi l'onorevole Dorina Bianchi, una record woman del cambio di casacca, prima col centrodestra, poi con l'UDC, poi con l'Ulivo e infine con il nuovo centrodestra di Alfano. Insomma, la vera guerra, conclude sul Fatto Quotidiano Enrico Fierro, la vera guerra in Calabria inizia ora. Aveva ragione lo stampatore De Rose nella sua accorata telefonata. Il cinghiale ferito può uccidere e Tonino la farà pagare a tutti i nemici. Con calma, perché anche in Calabria la vendetta è un piatto che va servito freddo. Segue, articolo sempre di Fierro, sulla questione dell'informazione in Calabria, un sistema infetto, mercato asfittico, giornalisti sfruttati, editori a cui importa solo dei rapporti con la politica. Stampano i giornali ma hanno interessi nella sanità, nei centri commerciali, nell'edilizia e per questo gli serve il potere regionale. Da procuratore di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone parlò di cono d'ombra dell'informazione che gravava sulla città e sull'intera regione. La Calabria è raccontata poco e male, deve scorrere il sangue a Duisburg perché gli inviati dei giornali nazionali piombino a San Luca e si accorgano del potere dell''ndrangheta. Poi, spente le luci dei riflettori, tutto torna come prima. Però sarebbe anche interessante farci un'altra domanda: perché i giornali tipo Corriere Repubblica, Stampa non fanno un reportage tipo i reportage fatti dagli inviati all'estero, un reportage dalla Calabria? Perché sarebbe comunque un modo importante di raccontare quello che continuano a chiamare il paese, la nazione, l'Italia. Raccontiamola per bene, però, con un reportage come si fa quando si mandano gli inviati nei paesi lontani, all'estero. Quello sarebbe interessante, perché ci sarà pure il cono d'ombra informativo locale e lì si capisce anche il perché. Ma quello cosiddetto nazionale, perché esiste il cono d'ombra dell'informazione a livello nazionale? A livello locale, benissimo, i potentati, i condizionamenti, non è che sia giusto, però è comprensibile, perlomeno si può capire, non condividere, capire. A livello nazionale però, perché? Perché non c'è nessuno che faccia una bella inchiesta, come si deve, perché i grandi giornali non se ne occupano, perché la politica fa finta di dire che tutti uguali sono e non c'è nessuna differenza. Il sistema calabrese, scrive oggi Enrico Fierro sul Fatto Quotidiano, è fatto di salotti dove si combinano gli interessi della mafia, quelli della politica, quelli degli affari, con la santa benedizione della massoneria. È un sistema che va avanti per la sua strada. Forse ora cominciamo a capire il perché i giornali nazionali di cui sopra non se ne occupano. Tutto si tiene, anche gli affari degli editori. Tutti editori impuri stampano i giornali, ma hanno interessi nella sanità, nell'edilizia, nei centri commerciali e perciò sono ossequiosi col potere politico. In Calabria si legge poco, 35 copie ogni 1000 abitanti. Il mercato non c'è, dice Sergi, sta parlando in questo caso, sta parlando Fierro con Pantaleone Sergi, scrittore e già inviato del quotidiano La Repubblica. Il mercato non c'è e per questo l'editoria è in mano a imprenditori che nella pubblicazione dei giornali cercano sponde per i loro affari. Si prende il caso sulle prime pagine di questi giorni le pressioni sull'Ora della Calabria per non pubblicare una notizia sgradita al senatore Gentile. Ha fatto bene il direttore Regolo a protestare, a imporsi con l'editore, a minacciare le dimissioni,
Ma chiediamoci chi c'è dietro quel giornale. La famiglia Citrigno, che ha interessi fortissimi nella sanità, con le sue cliniche convenzionate con la regione. Il luogo massimo del potere politico, il regno di Scopelliti, personaggio che ha un pessimo rapporto con la stampa e che si permette di non ossequiarlo. I giornalisti dei giornali nazionali che lo criticano sono additati come cialtroni, nemici della Calabria. Il suo habitat naturale è il TG3 regionale, qui più di regime che in altri posti. Basta sfogliare i dati dell'Osservatorio di Pavia relativi al periodo 1 gennaio-31 marzo 2011. Al governatore vengono concessi 80 minuti e 50 secondi. Nello stesso periodo il TG della Lombardia offre al presidente Formigoni 30 minuti, 25 a Vasco Errani, il TG dell'Emilia Romagna. E c'è un paradosso, l'unico giornale stampato da un editore puro rischia di essere la Gazzetta del Sud, dopo che la sua gestione è passata nelle mani di una fondazione. La Gazzetta del Sud è il giornale fondato nel 1952 con redazioni in Sicilia e Calabria, dal 68 al 2012 diretto da Nino Calarco, presidente della società Stretto di Messina. Il giornale, oggi in crisi con la chiusura di redazioni in Sicilia e giornalisti in regime di solidarietà, vende complessivamente 32.000 copie, erano 48.000 nel 2007. Il Quotidiano della Calabria, edito dalla famiglia Dodaro, interessi nell'alimentare e nell'edilizia, vende tra le 6 e 7.000 copie giornaliere, 4.000 l'Ora della Calabria, quella destinataria della pressione del senatore Gentile. Sono poche per reggere sul mercato. Scarsa la pubblicità, prevale la pubblicità cosiddetta istituzionale, cioè che arriva da regione, province e comuni. In queste condizioni diventa prevalente il rapporto con la politica e le istituzioni. Pessima la condizione dei giornalisti. Al Quotidiano della Calabria lavorano con una solidarietà, cioè riduzione di stipendio e di orario, al 60%. L'Ora della Calabria aveva chiesto una solidarietà al 40% con la minaccia dell'editore di chiudere il giornale, l'editore Citrigno di cui sopra. Giornalisti ricattati, minacciati, pagati male. Sempre all'Ora della Calabria i collaboratori compensati con 2,5 euro ad articolo. C'è voluto l'impegno del sindacato perché si arrivasse a 7 euro. 50 centesimi in più viene pagato un pezzo sul Quotidiano della Calabria. Eppure la professione continua a esercitare un certo fascino e anche in riva allo stretto sono 3.000 tra pubblicisti e professionisti, i giornalisti iscritti all'albo. La verità è che se in questa terra regge ancora un minimo di informazione è grazie al sacrificio di tanti colleghi, soprattutto giovani, dice ancora Carlo Parisi, segretario regionale della Federazione della Stampa in Calabria. Adesso facciamo una breve pausa, non la facciamo la pausa, la facciamo solo alla fine la pausa, perché adesso vorrei darvi conto di, abbiamo tante cose da affrontare a dire il vero, ma ci rimane credo giusto il tempo per entrare in quell'altro discorso, quello relativo, dicevamo prima, alla inchiesta pubblicata oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore a firma di Claudio Gatti sul caso di Vincenzo Fortunato, già direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e le licenze delle lotterie. Questo è il titolo del pezzo di prima pagina oggi sul 24 Ore. Di che si tratta? Si tratta di questo. Vediamo cosa racconta Claudio Gatti in prima pagina sul quotidiano di Confindustria. Lo Stato deve snellirsi, deve vendere, deve fare cassa. Su questo sono tutti d'accordo. Ovviamente lo deve fare nel modo più imparziale e remunerativo possibile. Pochi minuti prima di lasciare la poltrona del Ministero dell'Economia, l'allora Ministro dell'Economia e delle Finanze, Vittorio Grilli, ha delegato una parte importante di questo compito al suo amico Vincenzo Fortunato, la cui esperienza è sicuramente grande, scrive Claudio Gatti, ma include anche vicende che, secondo un documento depositato presso la Corte dei Conti a dicembre, hanno fatto perdere alle casse dello Stato oltre $500 milioni, e non di lire, di euro. Dopo essere stato per oltre un decennio capo di gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di quello delle Infrastrutture, Vincenzo Fortunato è oggi il liquidatore della società Stretto di Messina, nonché docente alla Scuola Superiore di Economia e Finanze, che è la scuola del Ministero dell'Economia. In più
con un decreto firmato l'anno scorso dall'allora ministro Vittorio Grilli, appena prima di dare l'addio al ministero, Vincenzo Fortunato è stato nominato anche presidente della società di gestione del risparmio, la SGR, che gestirà il cosiddetto Fondo dei Fondi per le Dismissioni, cioè i gioielli della corona fra gli immobili pubblici da vendere. Su Vincenzo Fortunato è stato già scritto molto, ma non sul ruolo da lui avuto in un settore vitale per le casse dello Stato, il settore dei giochi, quello delle famose concessionarie del gioco di Stato, gioco d'azzardo, lotti, lotterie, slot machine e via dicendo. In particolare, Gatti si occupa oggi sul 24 Ore di due vicende nelle quali, secondo un documento depositato presso la Corte dei Conti a dicembre, lo Stato avrebbe subito un danno di quasi 700 milioni di euro, che, detto per inciso, sono ancora una cifra superiore rispetto a quella che è arrivata a essere il condono dai 98 miliardi. I 98 miliardi sono andati in stracavalleria e il condono era 600 e qualcosa milioni di euro, neanche tutto pagato peraltro. Qui stiamo parlando di una perdita, non c'entra niente con i 98 miliardi, di una perdita per 700 milioni di euro che lo Stato avrebbe subito in relazione a due vicende legate al settore dei giochi, nelle quali ha un ruolo l'ex direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Vincenzo Fortunato, che per 10 anni sotto diversi ministri è stato al vertice della burocrazia ministeriale del Ministero dell'Economia. Su Fortunato dunque si è già scritto molto, mancava questa storia del danno che lo Stato ha subito di quasi 700 milioni. Al telefono con il Sole 24 Ore Fortunato è stato categorico e ha detto che col mondo del gioco lui non c'entra nulla, ma proprio nulla. Eppure una serie di documenti in possesso del Sole 24 Ore sembrano attestare il contrario, scrive oggi Claudio Gatti. Cominciamo dalla vicenda più marginale. Ecco cosa si legge negli atti di un'indagine condotta nel 2006 dalla Procura di Potenza e che non ha interessato direttamente Vincenzo Fortunato, il direttore generale del Ministero dell'Economia. Un caso esemplare, scriveva la Procura di Potenza nel 2006, è rappresentato dallo scambio di favori instauratosi tra il direttore generale dell'amministrazione dei monopoli di Stato Giorgio Tino, il nipote di Maccanico, e che all'interno della storia della penale dei 98 miliardi era stato multato per 1 miliardo e 400 milioni perché non aveva vigilato, come doveva fare in qualità di direttore generale dei monopoli di Stato, che sono quelli che davano le concessioni alle società del gioco e dovevano controllare, non l'avevano fatto, penale per lui da 1 miliardo e 400 milioni. La Procura di Potenza nel 2006 parlava appunto di un caso esemplare di scambio di favori tra il direttore generale dei monopoli di Stato Giorgio Tino, il super multato anche lui, e Vincenzo Fortunato, capo di gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Come si evince dalle conversazioni telefoniche, scrivono gli inquirenti, il Fortunato si rivolge prima direttamente e poi tramite la dottoressa Patrizia Nardi, dirigente della sua segreteria, a Giorgio Tino, direttore generale dei monopoli di Stato e nipote dell'ex ministro Maccanico, affinché costui, in virtù del ruolo di vertice presso i monopoli di Stato, blocchi l'adozione di un provvedimento di revoca di un'autorizzazione avviato a carico di una ricevitoria del lotto di Rossano Calabro. Il Tino si attiva immediatamente per compiacere l'autorevole Fortunato, contatta un suo collaboratore e gli intima, senza mezzi termini, di bloccare il procedimento amministrativo che coinvolge la ricevitoria sponsorizzata da Fortunato. Ora, Vincenzo Fortunato non è uno che passa per caso, non è uno che pesa poco. Vincenzo Fortunato è uno che ha collaborato strettamente con Visco, con Tremonti, con Vittorio Grilli, fino a che non è stato nominato ad altri importantissimi incarichi di vertice. È stato uno dei vertici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è in assoluto il ministero più importante. Bene, immaginatevi sta scena che è stata registrata dalla Procura di Potenza, dagli inquirenti. A un certo punto viene fuori uno scambio di favori di questo genere tra il direttore generale dei monopoli di Stato, che sono quelli che danno le concessioni
anche nel settore del gioco, delle slot e via dicendo, e che devono poi controllare. Per non averlo fatto nasce anche la storia dei 98 miliardi. Nasce dunque, la Procura osserva agli inquirenti questo scambio di favori tra il direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Giorgio Tino e il capo di gabinetto del ministro dell'economia e delle finanze Vincenzo Fortunato. Siamo nel 2006. Lo scambio di favori in cosa consiste? Che Fortunato, il capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, telefona al direttore generale dei monopoli di Stato per chiedergli un favore. Di che tipo di favore si tratta? Di quale favore si tratta? Bloccare un provvedimento di revoca di autorizzazione per una ricevitoria del lotto a Rossano Calabro, e qui ci congiungiamo alla Calabria di cui sopra. Il vertice, il capo di gabinetto del Ministero dell'Economia che telefona al direttore dei monopoli di Stato per chiedere un favore per una ricevitoria del lotto di Rossano Calabro. Giorgio Tino, il nipote di Maccanico, direttore dei monopoli, si attiva immediatamente per compiacere il capo di gabinetto del Ministero dell'Economia che gli chiede il favore per una ricevitoria del lotto di Rossano Calabro. Contatta un collaboratore e gli intima senza mezzi termini. Tino contatta un collaboratore dei monopoli di Stato e gli intima senza mezzi termini di bloccare il procedimento amministrativo che coinvolge la ricevitoria calabrese sponsorizzata dal capo di gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per cui uno si domanda, sì, l'Europa, entriamo in Europa, rivediamo questo, rivoluzioniamo quell'altro. Mi viene da dire poveretto il Presidente del Consiglio, se ci crede veramente. Se non ci crede, se invece è semplicemente uno strumento nelle mani dei burattinai, siamo su un altro piano completamente. Però se ci crede, poveretto, perché questo qui è un paese, poi uno si domanda perché va male questo e quell'altro. Cioè il capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, che è il più importante dei ministeri, che chiama il capo del Monopoli di Stato per revocare un'autorizzazione per revocare un provvedimento di revoca, cioè per non chiudere una ricevitoria del lotto a Rossano Calabro. C'è da aggiungere qualcosa? Sì, lo facciamo domani. Intanto però finiamo in musica. John Arpin, un medley, un insieme di brani di William Coleridge Andy.